Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Caro Voli, la piattaforma della Regione per gli sconti dei voli da e per la Sicilia va in tilt. Impresa impossibile tentare di accedere alle riduzioni dirette attraverso ITA. Con i trattori e camion in strada non si ferma la protesta di agricoltori e allevatori. A Castelvetrano oltre 50 cingolati arrivati dal Belice contro rincari, tasse e politiche europee. Pagati i primi assegni di inclusione, oltre la metà in Campania e in Sicilia. È ancora possibile fare richiesta del sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza. L'Etna per conoscere meglio Venere. Secondo i ricercatori e gli esperti catanesi, il vulcano siciliano può diventare un laboratorio per preparare nuove missioni spaziali verso il nostro pianeta gemello. Sant'Agata è l'amore per la sua città. Nel santuario del carcere di Catania la scritta che ricorda uno dei miracoli della martire. Allarme crack e violenza a Palermo. Le istituzioni puntano il dito contro la preoccupante diffusione in città dell'alcol e delle nuove droghe sintetiche. Calcio, primi fischi al Massimino per il Catania dopo il brutto pari contro il Monopoli. Squadra slegata e inefficiente. Riconoscete questo ragazzino con la racchetta in mano? Il cappellino e il ciuffetto rosso sono sempre gli stessi. Correva l'anno 2013 e sui campi del Club Med in provincia di Ragusa un piccolo Yannick Sinner vinceva in rimonta, guarda caso, la finale del Nike Junior Tour Under 12. Bravo Yannick. E si è chiuso qui con Yannick Sinner che si è aggiudicata la finale nazionale Under 12. Eccolo che stringe la mano all'avversario, prende i complimenti dei compagni e alla fine pulisce il campo in terra, umile allora come oggi. Questa chicca spuntata dai social documenta che il fenomeno altoatesino ha mosso i primi passi anche in Sicilia. Da questa finale il campioncino non ancora dodicenne andrà ai Master Mondiali di Miami e sappiamo dove lo porterà 10 anni dopo la sua carriera strepitosa. 10 anni di passione e impegno fino alla leggendaria vittoria di Melbourne, celebrata in tutto il mondo. Queste immagini raccontano la metamorfosi di quel ragazzino già determinato, diventato a 22 anni una leggenda del tennis, il più giovane italiano a vincere la finale dell'Australian Open. L'Italia si colora di arancione, ecco fra tutti il nostro Fiorello e anche il capo dello Stato che lo aspetta e viene arruolato dai meme tra i Carota Boys. Sinner commuove il mondo ringraziando mamma e papà, tergiversa sull'invito a Sanremo, ormai è entrato nella storia. Torna il caro voli da e per la Sicilia, la piattaforma della Regione per gli sconti va in tilt, almeno per chi tenta di accedere agli sconti diretti attraverso ITA. Maglio viola. Torna il caro voli da e per la Sicilia, la piattaforma della Regione per gli sconti va in tilt, almeno per chi tenta di accedere agli stessi sconti diretti attraverso ITA e le altre compagnie che hanno aderito. Archiviate da poco le festività natalizie, si affaccia subito la possibilità di un weekend lungo di Pasqua che cade a fine marzo. Per chi prenota adesso, abbordabili solo i prezzi da e per Roma, da e per Milano, la media di €270, già detratto lo sconto regionale, partendo da un prezzo di €364 andata e ritorno da giovedì a martedì di Pasqua. Abbordabili anche i voli andata e ritorno Bologna-Palermo a €345 oppure i Genova-Catania a €300, ma certo non di poco prezzo. Ma su altre città i prezzi salgono, ad esempio Torino-Catania ci vogliono €400, 370 per Palermo, si arriva a sfiorare i €500 sul Venezia o sul Verona-Palermo. A rendere la situazione più complessa il malfunzionamento della piattaforma per gli sconti. ITA avvisa che si può procedere alla prenotazione senza sconti oppure con gli sconti per i residenti in Sicilia applicati direttamente all'emissione del biglietto, ma il pulsante che porta a questo genere di prenotazione funziona a intermittenza. Analoga situazione per Wizz Air. È sempre possibile comunque acquistare il biglietto a prezzo pieno e poi richiedere il rimborso sul sito dedicato della regione siciliana. In Sicilia non si ferma la protesta di agricoltori e allevatori, oltre 50 i trattori arrivati dal Belice contro rincari, tasse e politiche europee. Marco Gullà.
In Sicilia weekend di proteste di agricoltori e allevatori. Oltre 50 trattori provenienti dalla Valle del Belice e dallo Jato hanno raggiunto Castelvetrano. La protesta è iniziata vicino al centro commerciale Belicittà, dove i mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere fino alle 22 di domenica. Tra i mezzi anche un carrello con una bara da funerale con su scritto "La viticoltura è morta". L'agricoltura è in ginocchio, la politica è assolutamente inconsistente e incapace di gestire queste criticità. I nostri rappresentanti sindacali sono collusi alla politica, per cui scendiamo nelle piazze, per cui dobbiamo protestare, facciamoci sentire e dovremo ottenere assolutamente quelli che sono i nostri diritti di persone che lavorano, producono reddito, manutengono il territorio e soprattutto tutelano la salute delle persone. Proteste che abbracciano tutte le province siciliane. Qualche giorno fa agricoltori e allevatori avevano sfilato lungo la Palermo-Sciacca. Prossimo step giovedì a Mazzara del Vallo. 2 incidenti sul lavoro a Palermo. Un operaio è caduto da un'impalcatura al terzo piano durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo in via Cardinale Alessandro Lualdi. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. Un addetto alla manutenzione è rimasto ferito durante i lavori di riparazione di un ascensore. L'operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118 e portato all'ospedale civico. Erogati i primi assegni di inclusione, oltre la metà già pagati in Campania e in Sicilia. È ancora possibile fare richiesta del sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Luca Ciliberti. Penso di rientrare, devo presentare l'assegno di inclusione. Questo è l'SMS che hanno ricevuto i primi beneficiari del nuovo assegno di inclusione. Già ricevuto, prendevo il reddito di cittadinanza e poi abbiamo sviluppato le pratiche per l'assegno di inclusione. Di più o di meno? No, è uguale. Devo sbrigare le carte per l'assegno di inclusione. Pensa di avere le caratteristiche? Spero di sì. Anche perché fino ad oggi non ho mai preso nulla, quindi spero che qualcosa ci riservi con 2 bambini minori. Da venerdì scorso sono stati erogati i primi pagamenti che riguardano circa 287.000 famiglie in tutta Italia. In Sicilia e Campania, le regioni con maggiori domande, sono state erogate più della metà delle richieste. L'importo medio è 645,84 euro. L'INPS ha rivelato i primi numeri sulla misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza, spiegando che su oltre 446.000 richieste arrivate entro i primi giorni di gennaio e lavorate, più di 117.000 sono state respinte per mancanza di requisiti, oltre 1 su 4, circa il 26%, a causa soprattutto dell'esito negativo sopra la soglia del DSU, dichiarazione sostitutiva unica, del superamento delle soglie del reddito e dell'omessa dichiarazione dell'attività lavorativa. Quelli che sono stati presentati dal 18 fino al giorno 8 di gennaio sono stati erogati i pagamenti il giorno 26 di gennaio. Quelli che sono stati fatti dopo saranno erogati il giorno 15 di febbraio. Dai controlli preventivi effettuati è emerso che oltre 12.000 domande necessitano di un supplemento di istruttoria. Per i ritardatari aventi diritto al sostegno invece c'è ancora tempo per presentare le domande. Sì, ancora sì. Chi ne ha diritto? Ne ha diritto chi ha un ISEE sotto i 9.000 euro, chi ha una persona con una disabilità a carico, oltre i 60enni, chi ha i figli minori. E adesso l'Etna che svela i segreti del vulcanismo su Venere con nuove prospettive di studio per la ricerca astrogeologica. Il vulcano siciliano, secondo i ricercatori dell'INAF e i vulcanologi dell'INGV, può diventare un laboratorio naturale per studiare il nostro pianeta gemello in vista delle nuove missioni spaziali. Emanuela Corsi. L'Etna per conoscere meglio Venere, il nostro pianeta gemello. I ricercatori dell'INAF e i vulcanologi dell'INGV hanno proposto il vulcano siciliano come laboratorio terrestre per conoscere l'attività vulcanica in corso su Venere, in vista delle prossime missioni spaziali. Questo che vedete è il vulcano venusiano Idun Mons, mostrato nei dati radar della sonda Magellano. Un vulcano forse tuttora attivo e che in base ai dati attualmente disponibili avrebbe eruttato in tempi geologici recenti. Da una comparazione con l'Etna
stato evidenziato che entrambi i vulcani interagiscono con una zona di rift e che sui fianchi di Idun Mons sono presenti strutture vulcaniche di piccole dimensioni, morfologicamente simili ai coni di scorie presenti sui fianchi dell'Etna. L'Etna quindi è un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto per i geologi che si occupano di vulcanismo, perché è facile da raggiungere e perché è possibile effettuare osservazioni in situ prelevando campioni di lava che saranno poi comparati con quelli prodotti dalle future missioni su Venere, NASA Veritas e Da Vinci, ESA Vision e l'indiana ISRO Shukrayan 1. Uno degli obiettivi di questa ricerca è cercare di capire se Venere, a differenza di tutti gli altri pianeti rocciosi del Sistema Solare, oltre la Terra, sono interessate da un vulcanismo ancora attivo. Questo significherebbe che Venere è caratterizzata ancora da processi geologici. I dati elaborati grazie al vulcano siciliano aiuteranno a definire i livelli di similarità con la lava dei vulcani venusiani. Siamo entrati nel santuario di Sant'Agata al Carcere, vi mostriamo il piccolo museo che custodisce alcuni interessanti reperti. È in chiesa una singolare scritta, Adelaide Barbagallo. C'è un luogo particolare all'interno del santuario Sant'Agata al Carcere, un piccolo museo che custodisce alcuni reperti. Tra i più interessanti una parte della cassa in legno che servì per il trasporto delle reliquie della martire durante il viaggio di ritorno da Costantinopoli. In questa cartina possiamo vedere le tappe del lungo tragitto. Salendo però una piccola scaletta si arriva alla cantoria, da dove si può ammirare dall'alto la chiesa. I colori della grande tavola che adorna l'altare maggiore, opera di Bernardino Niger che rappresenta Sant'Agata condotta al martirio. Ma più di tutte colpisce una frase. Non offendere la patria di Agata, poiché è vendicatrice delle offese, quindi una sorta di protezione della patrona della città nei confronti di chiunque voglia in qualche modo offendere o attaccare la città stessa. Si riferisce all'annunciata vendetta di Federico II che nel 1231 voleva distruggere la città per essersi ammutinata e invece poi decise di risparmiarla, impressionato da questa scritta in latino che trovò aprendo il suo libro di preghiere. L'allarme violenza giovanile a Palermo, tutte le istituzioni adesso lanciano appelli, dall'arcivescovo Lorefice al procuratore generale Lia Sava. Una violenza che ha per incubazione l'alcol e nuove droghe sintetiche che a Palermo circolano in modo preoccupante. Manlio Viola. Droga e alcol sono le due pesti del nuovo millennio, due pesti che stanno uccidendo i nostri giovani. È un allarme accorato quello che viene da più istituzioni e che riguarda la violenza giovanile che Palermo sta vivendo sulla propria pelle. Appena ieri l'ennesima rissa nei pressi di un centro commerciale. Negli ultimi mesi ben 2 omicidi maturati nelle aree della Movida, un terzo, quello di un buttadentro di un locale che alla Movida è ricollegabile in via indiretta. E poi risse su risse, ogni fine settimana, anche di settimana, aggressioni anche di giorno per futili motivi nei confronti di anziani o famiglie. La colpa se i nostri giovani sono violenti è anche e soprattutto nostra, dice l'arcivescovo Corrado Lorefice. I ragazzi apprendono il nostro esempio e se noi siamo violenti con le parole e con i fatti loro rispondono in maniera esponenziale. Ma c'è un allarme droga, soprattutto sintetica. Palermo mostra una terribile circolazione di crack, la nuova droga che brucia il cervello. Le droghe uccidono i nostri figli, dice il procuratore generale di Palermo Lia Sava. Salviamoli è il suo appello accorato, un appello che lancia all'inaugurazione dell'anno giudiziario indossando la toga ma mostrandosi oltre quella toga. Ma per i servizi di recupero, i SERT, il problema non è soltanto la droga. I giovani mescolano droghe vere e medicinali con alcol. Lo hanno imparato durante il lockdown, il momento in cui questo disagio ha iniziato a covare sotto la cenere, è stato soffocato per poi esplodere quando il mondo è tornato a vivere. E adesso per porre rimedio servono le azioni di tutti, serve la repressione, serve la prevenzione, ma serve anche l'ascolto, sperando di sedare questo odio irrazionale almeno nei prossimi anni. E sempre a Palermo calci e pugni sull'auto di un sindacalista della CGIL che alla guida della sua macchina voleva uscire da un parcheggio. A sferrare i colpi ragazzi che partecipavano alla movida in una delle strade vicine. È successo sabato sera, a raccontarlo ai carabinieri la stessa vittima. E a Messina iniziate questa mattina le operazioni di demolizione e bonifica di un'altra delle favelas della città, a Camaro. Al posto delle baracche sorgerà un parco urbano. Francesco Triolo.
Non c'è stato il colpo di teatro di Cateno De Luca come la prima volta, ma l'inizio delle operazioni di bonifica e abbattimento delle baracche di Camaro Sottomontagna possono essere comunque salutate come un fatto storico per Messina e il sindaco Federico Basie lo ha detto a chiare lettere. Gli interventi si protrarranno per 45 giorni, le demolizioni non saranno semplici vista la presenza dell'amianto e la vicinanza con altre abitazioni. Da eliminare ci sono 700 metri cubi di amianto e tonnellate di cemento. Decine di anni di disperazione e di speranza. Dovranno in questi giorni essere monitorati anche i livelli di presenza delle polveri d'amianto. A quel punto infatti scatterebbero delle speciali procedure. Le 18 famiglie che ci vivevano sono state trasferite negli appartamenti acquistati dalla struttura commissariale retta dal subcommissario Marcello Scuria. Al posto delle favelas sorgeranno una piazza alberata ed un parcheggio. Quest'area, così come altre, acquisteranno presto una fisionomia diversa. A qualche centinaio di metri, sempre a Camaro, sorgeranno un centro diurno per anziani ed un'area attrezzata con giochi per i bambini. Il 2024 per Messina sarà l'anno più importante per il piano di risanamento della città. Tra poco meno di 2 mesi le ruspe entreranno in azione anche al rione Catanoso. Per parlare però di ultima baracca da abbattere, ha detto il subcommissario straordinario, occorrerà attendere il 2027. Anche la Sicilia piange Sandra Milo, una delle ultime grandi dive di Federico Fellini. Era innamorata della nostra regione, terra d'origine del padre. Il suo sogno era andare sull'Etna. Francesco Aloi. Sandra Milo non c'è più, una vita lunga 90 anni, finita oggi, ma che certamente ha lasciato il segno. All'anagrafe salvatrice Elena Greco è nata a Tunisi, anche se poi è cresciuta in Toscana. Il papà era siciliano, una regione che lei ha sempre portato nel cuore. La sua vita, dedicata al cinema, fu la musa del grande Federico Fellini, di cui si innamorò. Lui la soprannominò Sandrocchia. Carina, questo non l'abbiamo mai fatto. 8 e mezzo è uno dei tantissimi film che ha fatto, una pellicola del 63 che ottenne molti riconoscimenti, uno per tutti l'Oscar. Ma Sandra Milo ha collaborato con tutti i grandi del cinema, da Roberto Rossellini a Dino Risi fino a Pupi Avati e Gabriele Muccino. Ha fatto anche televisione e teatro. Qui siamo al Massimo di Palermo nel 2018. Con Fellini aveva un grande desiderio, purtroppo mai realizzato. Abbiamo detto, però bisognerebbe proprio vederla, la Sicilia insieme, vedere l'Etna. 3 anni fa la vittoria del David di Donatello, una grande stella del cinema tra le più luminose che continuerà a brillare sempre. Una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, pari e fischi per il Catania che viene fermato in casa dal Monopoli, che gioca quasi un tempo in inferiorità numerica. Ciccerelli illude, ma i pugliesi non demordono e conquistano un punto prezioso. Negli spogliatoi la delusione di Lucarelli, Tonino De Mano. I convinti fischi del Massimino sono più che una sentenza. È un pareggio che equivale ad una sconfitta per il Catania, che non riesce ad avere la meglio sul Monopoli, che in 10 uomini per quasi un tempo si porta a casa un punto prezioso. Briciole per le ambizioni dei rossoazzurri, protagonisti di una prestazione scialba e che segue la sconfitta in Coppa Italia con il Rimini. Si è chiusa nel peggiore dei modi una settimana che rischia di compromettere gran parte degli obiettivi stagionali. Da ricordare e da applaudire soltanto il gol di Ciccerelli, che con un destro a giro deposita all'angolino il pallone che vale l'1-0. È il minuto 30 e il Catania in vantaggio. A quel punto sembravano alte le probabilità di vittoria, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, specie quando c'è di mezzo il Monopoli. Il Catania non chiude la partita, anzi Albertoni, subentrato all'infortunato Peters, per lui guai al ginocchio, deve superarsi in più occasioni per mantenere la porta inviolata. La ripresa si apre con l'espulsione di Ferrini che falcia Bois, rosso diretto e ospiti in 10. Ma i pugliesi non demordono e nonostante l'inferiorità numerica si spingono in avanti alla ricerca del pari, che arriva al 70°. Sugli sviluppi di una punizione dal limite battuta da Boulevardi, la palla, respinta dalla barriera, finisce sui piedi dell'indisturbato Bizzotto, che di piatto supera Albertoni. Lucarelli attinge dalla panchina, ma la stanchezza prende il sopravvento, annebbiando le poche e confuse idee degli etnei, a cui non bastano i numerosi cambi. Il Catania, rivoluzionato dal mercato di riparazione, non risolve i suoi problemi, specie
invece al Massimino, dove su 11 gare disputate ha ottenuto soltanto 4 vittorie. Inevitabile alla fine la disapprovazione del popolo rossazzurro e la comprensibile amarezza del tecnico Lucarelli. I fischi sono meritati, c'è poco da dire, li prendiamo e li accettiamo perché secondo me la squadra è partita anche molto bene, poi una volta rimasti in superiorità numerica probabilmente dal punto di vista fisico abbiamo avuto un calo e questo ha fatto sì che andassimo un po' in confusione e poi il resto della partita l'abbiamo visto, abbiamo avuto anche poco dalle sostituzioni, quindi è giusto oggi io per primo in prima fila a prendersi i fischi. Dopo il pareggio di Torre del Greco, il Messina è atteso da un altro scontro salvezza, questa volta al Francoscoglio contro la Virtus Francavilla, sabato prossimo assenti gli squalificati Fumagalli e Ortisi. Sergio Colosi. Il recupero non è banale tra Messina e Turris, il minuto 96 poi è una sentenza. Accade così che a Liguori i giallorossi hanno ripreso i campani 6 giri d'orologio dopo il 90° con il 7° centro di Emmausso. Anche all'andata, sempre al minuto 96, era stata la Turris con Nocerino a segnare il gol del definitivo 3-3. Un legno per parte Giannone e Luciani e un'occasione di Emmausso nel 2-2 di Torre del Greco, con la squadra di Modica fuori dalla zona play-out con 3 punti di vantaggio. Dal mercato in prestito è arrivato Marco Rosafio alla sua prima rete con il Messina contro la Turris. È stata sicuramente una partita bella intensa. Abbiamo fatto, secondo me, hanno fatto meglio loro il primo tempo e meglio noi il secondo. Io sono arrivato da poco tempo, sono arrivato da un mesetto e la caratteristica che ho notato in questa squadra è proprio quella cosa di non mollare mai, di crederci anche magari in dei momenti dove la partita sta andando un po' così, quindi sapevo che dopo il 2-1 era difficile, però sinceramente mi hanno trasmesso anche i compagni e ci abbiamo creduto e siamo riusciti a riacciuffarla. Ecco. Sabato prossimo al Francoscoglio sfida salvezza contro la Virtus Francavilla, rilanciata da 4 punti conquistati nelle ultime 2 giornate. Non ci saranno Fumagalli e Ortisi squalificati, mentre potrebbe tornare Firenze dopo uno stop di 2 gare. E per questa edizione del nostro TG ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.